in collaborazione con In questa puntata di Con i frutti della terra parliamo di trattamenti fitosanitari e in particolare della riduzione delle derive. Un tema importantissimo, è importantissimo ridurle perché per tutelare l'ambiente, tutelare la salute, tutelare e trattare nel modo migliore le colture, ma anche tutelare il portafoglio perché i prodotti costano. E allora noi vedremo in questa giornata dimostrativa come farlo, come la tecnica ci aiuta. Prima però tappa in Veneto per uno speciale dedicato alla soia. Si chiama Candin ed è una mela a marchio che presto entrerà in commercio perché tra pochi giorni inizierà la raccolta. Parleremo di questo frutto colorato, ma ci occuperemo anche di lamponi la cui raccolta sta per terminare. La nostra nuova puntata prende il via dalla provincia di Rovigo. Siamo a Molinella di Lendinara e siamo circondati, come vedete, dalla soia. Un'oleaginosa che dopo essere praticamente scomparsa dalle nostre campagne ha ripreso piede, sta crescendo anno dopo anno, in particolare del nord-est dove si trova la maggior parte dei circa 320.000 ettari italiani. Una coltivazione che ha però ancora grandi potenzialità di sviluppo. Infatti, sebbene l'Italia sia il primo produttore in Europa, è anche quarta tra i paesi importatori. Giovanni Tofano, responsabile commerciale RW Venturoli. Allora, intanto quali sono le potenzialità della soia? Abbiamo detto sta crescendo, perché, come e quanto? Allora, diciamo che la soia è rimasta, per quanto riguarda buona parte della zona del nord-est, l'unica pianta miglioratrice che possa andare in alternativa al mais e al grano, che sono rimaste le uniche colture a pieno campo che al giorno d'oggi abbiamo. Quindi la soia ha uno spazio sicuramente importante sia dal punto di vista di struttura del terreno, il miglioramento del terreno, ma anche nell'ambito della condizionabilità che la PAC ci impone per dire dovete fare rotazione. Quindi la soia può permettersi questo in azienda. C'è un problema, che questo problema purtroppo è legato a non aspetti di mercato italiano ma quello mondiale, che comunque il mercato mondiale oramai ci ha inchiodato i prezzi a circa 300 euro alla tonnellata oramai da diversi anni, e quindi questo frena moltissimo lo sviluppo di questa coltura. Per RW Venturoli soia che cosa significa? Per noi la soia in RW Venturoli, RW Venturoli che storicamente è stata una delle prime aziende a importare dal Ghana nel lontano 1978 container di questa nuova specie che in quel momento si iniziava a sviluppare grazie alla presenza del gruppo Jordi Ferruzzi che l'ha lanciata in quegli anni. In questo momento, accanto a varietà oramai classiche tipo l'Atlantic, l'Ennes, eccetera, abbiamo inserito nell'arco di 2 anni 6 nuove varietà. Per un discorso molto semplice, perché sono materiali certamente più produttivi, sono materiali sicuramente che hanno una maggiore stabilità produttiva e che sfruttano la plasticità della pianta della soia per standardizzare la produzione a livello aziendale. Abbiamo inserito soia ilo bianco, abbiamo inserito soia a bassi fattori nutrizionali, quindi tutta una gamma di materiali che ci permette di dire abbiamo un catalogo completo e sicuramente abbiamo dei materiali decisamente molto ma molto performanti. Ultima cosa, OGM, ovviamente soprattutto quando si parla di alimentazione umana, no OGM, voi date garanzie in questo senso? Allora noi diamo una garanzia in questo senso perché partiamo dall'incrocio, quindi poi dal mantenimento della varietà, poi dalla moltiplicazione fatta esclusivamente in Italia.
Nonostante questo, noi comunque siamo sottoposti, tutte le società sementiere sono sottoposte a un prelievo da parte dell'ente certificatore che ci poi autorizza, dopo aver fatto le analisi, che questo prodotto è non OGM e quindi lo possiamo mettere sul mercato. Questo garantisce l'agricoltore ma tutta la filiera, in quanto forniamo un prodotto che dal seme non è OGM e quindi arriva alla bocca del consumatore, alla bocca dell'animale senza problematiche di questo tipo. Prima di entrare nel dettaglio su quelle che sono le novità a catalogo, cerchiamo anche di capire un pochino com'è andata, come sta andando la campagna che ormai si avvia, a seconda forse delle varietà, alle battute finali, si va verso la trebbiatura. Ermes Tartarini, responsabile ricerca e sviluppo per RV Venturoli. Allora, quest'anno la soia come si è comportata? Ma diciamo che quest'anno in un'annata abbastanza complicata dal punto di vista soprattutto delle semine, perché non dobbiamo dimenticare che a causa dell'andamento stagionale di maggio decisamente avverso abbiamo avuto mediamente delle semine abbastanza ritardate, quindi il ritardo poi chiaramente si protrae anche per quanto riguarda la raccolta. Però diciamo che a parte questo aspetto, tutto sommato le prospettive non sembrano malaccio tutto sommato. Le rese per ettaro della soia? Ma la resa media per ettaro è chiaramente un fattore che dipende da tantissime cose. Le rese medie della soia possono variare dai 25-30 quintali mediamente fino ad arrivare a punte che possono anche sfiorare i 60 quintali per ettaro. Diciamo che una resa che può essere considerata discreta, se non proprio ottimale, può variare dai 40 ai 45 quintali per ettaro mediamente. Veniamo a quelle che sono le novità in catalogo, e una ce l'abbiamo proprio qua di fianco. Si chiama Namaste. Namaste è una costituzione, diciamo così, italiana. Credo che sia una soia che possa veramente essere utilizzata un po' in tutti gli ambienti minimamente evocati per la cultura. Ed è caratterizzata da un ciclo di gruppo 1 medio, quindi sono praticamente il gruppo, diciamo così, di maturazione che mediamente è più utilizzato in Italia, soprattutto per i primi raccolti. È caratterizzata da un basso tenore di fattori antinutrizionali, questa è una cosa molto importante per quanto riguarda il discorso dell'alimentazione animale, chiaramente. È, diciamo così, una varietà di lo nero, baccelli molto ravvicinati, molto vicini. Ecco, e questa invece è Borneo, l'altra novità di quest'anno. Questa è l'altra novità varietale, diciamo così, del nuovo catalogo RV Venturoli 2020. Si tratta appunto di Borneo. Borneo è una varietà di ciclo medio precoce di nostra costituzione, quindi di costituzione RV Venturoli, quindi anche in questo caso siamo in presenza di una soia decisamente costituita, formata completamente in Italia. Dicevo, gruppo 1 medio precoce. Cosa significa gruppo 1 medio precoce? Una soia che credo che sia, da questo punto di vista, una delle più plastiche, una delle più consigliabili un po' in tutti gli areali, proprio perché è una soia che in prima battuta si presta per essere coltivata in primo raccolto, quindi semine, diciamo, normalmente di fine aprile, inizio maggio. Questa è un po' l'epoca tradizionale, tempo permettendo chiaramente, per la semina della soia, ma potrebbe essere anche utilizzata in secondo raccolto precoce. Ed è una soia che in questo caso, vedete, presenta sicuramente una precocità maggiore rispetto a quella che abbiamo osservato prima. Vedete che qui la defogliazione è già a buon punto, vedete il colore del baccello, il baccello rosso fulvo, mattone come viene chiamato, definito. E anche in questo caso, ecco, la cosa che credo sia abbastanza importante far rimarcare, la presenza di un numero di palchi decisamente molto importante, quindi sicuramente anche in questo caso le prospettive di un buon raccolto ci sono tutte. E allora adesso cerchiamo di capire anche come stanno andando le cose in quelle che sono le aree che abbiamo detto, le aree evocate alla produzione di soia in Italia, il nord-est in primo luogo e comunque il nord del paese. Gualtiero Giganti è responsabile per quanto riguarda l'area del Friuli Venezia Giulia, quindi grandi produttori di soia da quelle parti. Quest'anno come sta andando? Per quest'anno sta andando abbastanza bene, le semine si sono riconfermate con superfici importanti. Diciamo che sono partite un po' in ritardo anche perché l'annata è stata piuttosto piovosa all'inizio e quindi le semine sono andate verso fine maggio. Si presentano ben predisposte a fare anche bei risultati, quindi siamo
Ottimisti, ecco, siamo ottimisti. Ottimisti, quindi insomma speriamo di archiviare con dei segni più questa campagna. Ci sono però anche altri progetti che voi state portando avanti, già ne avevamo parlato un poco l'anno scorso, per esempio soia da foraggio, che in Italia non si fa, però per voi si aprono mercati interessanti nel nord Europa. Sì, diciamo è un progetto che l'abbiamo voluto sposare e quindi crediamo soprattutto per dare una possibilità agli allevatori di produrre materiale in casa. Nord Europa si sta dimostrando questa tecnica della soia insilata molto interessante, perché nei loro areali dove non possono permettersi delle produzioni elevate, il fatto di poter fare del foraggio, quindi una quantità di proteine importante, gli dà una grande opportunità, perché è un aspetto di un basso costo di proteina e di una proteina di alta qualità e alta digeribilità. Quindi diciamo, se dovessimo dare un beneficio in termini quantitativi, la possibilità di utilizzare la soia da foraggio permette di incrementare un 30% o 40% la quantità di proteine che ottengono a ettaro. Dal Friuli al Veneto con Stefano Fornaro, Veneto che è la regione che, se non sbaglio, è quella che ha più ettari a soia, e anche quest'anno è andata così, insomma l'interesse dei produttori per la soia si è confermato. L'interesse per i produttori è sempre abbastanza buono per la soia. Quest'anno, nonostante le semine tardive, la soia si presenta in campo con buone prospettive di produzione. La superficie rispetto all'anno scorso è leggermente calata, però insomma, visto come si sta comportando in campo, l'interesse per il prossimo anno credo sia a buoni livelli. Che caratteristiche devono avere le varietà? Devono avere la capacità di una defoliazione molto rapida, in modo da permettere un'asciugatura e una possibilità di entrare in campo tempestiva. Qui di fronte a noi abbiamo una varietà che si chiama Sandoka e che vedete è già perfettamente defogliata, quindi fra qualche giorno si potrebbe anche addirittura raccogliere. E chiudiamo il nostro giro con l'Emilia Romagna, con Alberto Tosetto. Emilia Romagna, però, quando si parla di soia, è soprattutto provincia di Ferrara, se è quella la provincia, la zona dove viene seminata soia. Quest'anno la situazione com'è anche da noi, anche nel ferrarese, semine ritardate, problemi di stagione? Assolutamente, siamo in ritardo di 2-3 settimane rispetto all'anno scorso, questo è dovuto all'andamento stagionale. Le semine, chi è riuscito a seminare in epoca giusta, parliamo dei primi raccolti, comunque sono un po' in ritardo rispetto all'anno scorso, semine leggermente ritardate secondo i raccolti, le soie sono ancora verdissime in campagna. Questo porta al ragionamento successivo che è lo slittamento alle varietà con cicli più precoci. La tendenza è questa qui, nel mio areale, soprattutto verso il ferrarese, il basso ferrarese, nel mezzano, la varietà di H4173 si sta difendendo alla grande, è un ciclo medio, non è una precocissima. Ha un fattore di deiscenza importante, defoglia tutta assieme, qui la potete vedere chiaramente. Queste sono caratteristiche che fanno la differenza in campagna. Per un agricoltore la soia, indipendentemente da quelli che sono gli andamenti stagionali, lo sappiamo purtroppo in campagna va così, è una coltivazione interessante. È una coltivazione interessante, la differenza la fa il listino merci delle borse. Bisognerà vedere la raccolta di quest'anno in termini quantitativi legati al prezzo del valore delle merci, per vedere se l'agricoltore riesce a portare a casa il reddito, perché fanno sempre più fatica a portare a casa dei soldi. Grazie, e a questo punto una breve pausa e poi Claudio Ferri con A Cielo Aperto, vediamo dove ci porta. Noi ci ritroviamo in finale di puntata.